trovare un lavoratore, un cameriere, un cuoco in questo momento è impossibile. Non solo nelle principali città turistiche come Venezia e Verona o lungo il litorale, anche in centri come Treviso si prospetta per bar, ristoranti, alberghi e in generale per tutto il terziario un'estate con una pesante carenza di lavoratori stagionali. Lo conferma il presidente di Veneto Imprese Unite, Andrea Penzoiello, che spiega anche come ormai in pochi si facciano avanti per mansioni di questo genere. Non aiuta il reddito di cittadinanza, bisogna dirlo chiaramente. Disoccupazione e reddito di cittadinanza per molti sono un salvagente a cui si aggrappano, da una parte anche per colpa di molti miei colleghi, che è innegabile, non bisogna nascondere la testa sotto la sabbia, che negli anni scorsi hanno sicuramente sfruttato molte figure, soprattutto giovani, soprattutto appunto durante le stagioni estive. Ma anche chi rispetta le regole e mette in campo tutte le dovute tutele fatica a trovare personale. Penzoiello parla per esperienza diretta. Noi vediamo che anche un'azienda come la mia, entro nel mio privato in questo momento, che garantisce tutto quanto da CCNL più addirittura dei bonus, abbiamo dovuto aggiungere un membro allo staff un mese e mezzo fa. Normalmente sono abituato a ricevere anche 50 curriculum al giorno, questa volta ne ho ricevuti 10 nel giro di 20 giorni. Un problema che avrà necessariamente delle conseguenze, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza di clientela. Quello che si rischia è, oltre a non avere appunto la possibilità di avere uno staff completo, è anche di avere uno staff non all'altezza di quello di cui il cliente abituale è abituato appunto a trovarsi, e quindi ne perderà sicuramente la qualità dei nostri punti vendita e il nome che la ristorazione italiana ha in giro per il mondo.